Linea alimentare Aresu SRL, siamo in via Bagnarolo numero 12/C a Massa Lombarda, telefono 0545 81590. Punto vendita Aresu Linea Alimentare, aperto dal lunedì al venerdì 8:30, 12:30, 14:18. Orenplast, qualità eccellente, your partner in plastic products. www.orenplast.com. Sigillo ama il vostro vino. www.sigillo.orenplast.com. Sigillo è prodotto da Orenplast. Orenplast, progettazione e costruzione stampi per materie plastiche, stampaggio di iniezione di tecnopolimeri e coiniezione con gas inerte. www.orenplast.com, a Massa Lombarda, provincia di Ravenna. GMC SRL, lavorazione lamiera e carpenteria, cancelli certificati CE, soluzione da interno, inferriate, barriere, soppalchi, scale, tettoie, box, container, anche divisione verniciatura. Telefono 0545 82 64 3, siamo in via De Coubertin numero 9 a Massa Lombarda, www.gmcra.it. Vi chiedo qualche secondo del vostro tempo. Prendete un sogno. 10.000 chicchi di caffè, di 100 qualità diverse, miscelate con passione, e ora prendetevi una pausa caffè. Quale lo sceglierete voi? Da Torrefazione Caffè Paradiso a Massa Lombarda, che vi offre caffè speciali e ricercati capaci di emozionare e di esaltare la qualità di prodotti d'alta gamma, tutto nel rispetto della migliore tradizione artigianale italiana. Questa è la lunga storia di successi, sapienza e passione della famiglia Asioli, di padre in figlio, e la sua capacità di esprimere in una tazzina l'apoteosi del relax moment, da vivere anche subito presso il nostro punto vendita, l'Oasi del Caffè, a Massa Lombarda. Un affascinante luogo di incontro immerso in un delizioso angolo verde che ospita anche specie di uccelli per lo più acquatici in via d'estinzione, e dove si uniscono la ricerca del gusto, lo scambio di idee e la tranquillità di scegliere e degustare le nostre miscele di qualità e godere di una pausa rilassante tra caffè, cioccolatini, tè, tisane, liquori, dolcerie, oppure da portare via con sé, scegliendo tra l'ampia offerta di miscele e di caffè in grani, macinati e solubili, caffè in cialde e capsule per uso ristorazione, ufficio e casa di ogni tipo. Infine, l'Oasi del Caffè è anche specializzata nella vendita e nel comodato d'uso gratuito di macchine da caffè espresso per bar, ristoranti e locali, e di macchine a cialda e a capsula, oltre a tazzine e mix di servizi personalizzati. Torrefazione Caffè Paradiso, preparatori di gusto, a Massa Lombarda. Erboristeria da Laura a Massa Lombarda, per dare continuità ad una radicata cultura del naturale, ed oggi è il nuovo punto di riferimento assieme all'accoglienza e alla professionalità della dottoressa Laura Bianchi. Da noi troverete coi marchi delle migliori qualità e tra i più conosciuti cosmesi naturale, integratori alimentari, alimentazione biologica, oggettistica e consulenza tricologica. Fermati e ascolta, la natura è di tutti coloro che sanno accoglierla, impara a sognare e vai con fermezza nella direzione dei tuoi sogni. Erboristeria da Laura a Massa Lombarda, via 13 aprile numero 6. AB Grafica di Alessandro Benedetti, realizzazioni grafiche, impaginazione e stampa, insegne luminose, insegne e vetrofanie, car wrap, allestimento mezzi, grafica e stampa su carta e supporti rigidi. AB Grafica, il tuo grafico a domicilio, Alessandro Benedetti a Massa Lombarda, telefono 345 6158 027. Ristorante LP a Massa Lombarda. Da oltre 40 anni la famiglia Zagonara propone primi di pasta fresca rigorosamente tirata al mattarello, dalle tradizionali sfogline, piatti stagionali preparati coi migliori prodotti locali, accompagnati dai vini più appropriati, dalla nuova cantina del ristorante consigliati da Sergio, il titolare. E da sottolineare, oltre a gustose pizze anche di camota, i piatti a base di pesce, per cui LP è richiestissimo. Infine dolci prelibati e il gelato artigianale di produzione propria, da gustare magari nella fresca veranda estiva all'aperto o negli ampi e comodi locali climatizzati, ideali anche per battesimi, cerimonie e matrimoni. Segnatevi questo nome, l'appuntamento con il gusto si chiama LP a Massa Lombarda. Vi aspettiamo. Si ringraziano anche CNA, Confartigianato, Confcommercio Ascom, Confesercenti. Confederazione Italiana Agricoltori, provinciale di Ravenna. I need a love trip, get on the dream ship, DJ, let's
Allora, Presidente, Laura Bianchi, siamo tornati per i venerdì delle feste mercato qui a Massa Lombarda. Questa sera, insomma, queste sedie su cui siamo comodamente sedute si animeranno di tanta gente che verrà ad ascoltare intanto i punti musicali, ma questa sera è una serata importante per Massa Lombarda, un po' per tutta la città, perché si parla del frutto che qui è la regina incontrastata, vero? Sì. Stasera la regina della festa è la pesca. Praticamente avremo verso le 8:15, 9, non prima. Ho avuto contatti con la giuria che sta assaggiando le torte in questo momento, che sono un attimo in ritardo perché alla fine sono arrivate 29 torte e da assaggiare insomma un po' di tempo ci vuole. Verso quindi le 8:15 ci sarà la messa in esposizione delle torte, poi avremo la... Poi mancherà una fettina, ovviamente, anche qualcosina di più. Sì, ovviamente sì. Poi avremo la premiazione del primo, secondo e terzo posto per quel che riguarda entrambi i concorsi. Ovvero la regina delle torte pesca Mon Amour, Esatto, cioè torta senza pesca, torta con la pesca. E poi avremo lo spettacolo di Maria Pia Timo. Noi siamo felicissimi di avere la nostra Maria Pia qua, perché comunque il suo spettacolo è bellissimo, a Massa la conosciamo, per cui a noi fa molto molto piacere. Poi lei adora vera e propria. E buon gustaia, l'abbiamo già incontrata prima dello spettacolo, anzi, andiamo a vedere dove l'abbiamo incontrata. Maria Pia Timo, doppio brodo show questa sera a Massa Lombarda, e prima di andare insomma in centro una passatina così dall'LP c'è stata. Intanto una bellissima serata, però parlerai anche di argomenti culinari, perché anche questo è. Lo spettacolo è tutto sul cibo, perché nasce da una trasmissione televisiva da cui ho tratto un libro, Vespa Teresa, in cui andavo a casa delle signore romagnole, delle zone romagnole, e mi facevo raccontare una ricetta e mi facevo raccontare la loro vita. E lo spettacolo racconta tutto il raccontato delle donne, quello che in trasmissione non è finito, quello che io ho sentito raccontare, che però valeva la pena raccontare perché è bello. Insomma, questa sera rimarranno tutti a bocca aperta. Cosa ci racconterai? Oltretutto sei nel luogo giusto, mi sa, qui a cena. L'argomento principale è il cibo. In scena io faccio degli strozzapreti, un piatto tipico romagnolo. Si parte dal cibo perché l'unione della famiglia in Romagna e anche in Italia parte dalla tavola. A tavola si sta, ci si conosce, a tavola stai col babbo, mamma, nonni, nelle pranzi, nelle feste comandate, quindi dalla cucina proprio l'unità del focolare. Grande Maria Pia Timo, che piace molto, il suo spettacolo sta andando alla grande in tutte le piazze, e alla gente piace ridere, ma piace anche ridere e ironizzare di quella che poi è la nostra tradizione, a cui però siamo molto affezionati. Sì, questo spettacolo è anche molto commovente, perché alcuni racconti, soprattutto quelli della guerra, sono tristi, e mi capita di vedere signori che ricordano cose che hanno vissuto, e ragazzi veramente giovani, ventenni, commossi perché ricordano i racconti delle nonne, delle mamme. Quindi insomma c'è molta Romagna, siamo molto noi. Grazie e ovviamente buona estate. Grazie a voi, buona estate a tutti. Ecco, dopo la premiazione di questa bellissima gara di torte, 30 torte alla prima edizione, non è da poco. Chi fa parte della giuria? Adesso possiamo svelare. Possiamo svelare. Allora, avevamo nei giurati il rappresentante dei commercianti, abbiamo scelto una persona super partes, il responsabile dell'agenzia che ci sta seguendo, Paolo Roberti, poi avevamo il sindaco Daniele Bassi, quindi parte delle istituzioni, e lo specialista, un ragazzo di Massa Lombarda, Claudio Pennazzi, pasticcere, per cui ovviamente lui, triste per non poter partecipare alla gara, molto contento di essersi proposto come giurato d'eccellenza. Immeritatamente giudice di una bellissima gara, una gara di torte. Il titolo era Pesca Mon Amour, 28 torte. In giuria ovviamente c'è anche della gente qualificata, un pasticcere. Io ne ho assaggiata poca, ma poca per 28 fa molto. Era il livello, secondo lei? Secondo me era non proprio come quelle di mia mamma, ma molto vicino. È molto buone. Molto buone, molto buone. Si vede che sono fatte con fantasia, creatività, passione, che sono un po' gli ingredienti della nostra estate sostanzialmente. La pesca non solo è la nostra tradizione, fa parte della nostra storia. Valorizzando questa tradizione, noi abbiamo percepito che questa è una delle strade
più importanti, anche se non facili da perseguire, per innovare, per rilanciare appunto attraverso ciò di cui conosciamo la storia, la genesi, qualcosa che supera i confini, in questo caso, dell'economia, perché è un tratto culturale, un tratto identitario, è un tratto distintivo di Massa Lombarda, è una serie di attività così ampie e variegate che hanno come riferimento la pesca, credo siano un unicum davvero sicuramente in Romagna, ma penso anche da qualche altra parte. Dobbiamo ringraziare la Bar Tiffany, perché comunque ci ha sopportato e supportato con i frigoriferi. Quindi grazie Mara. Esatto, e la ditta Tinti e Seleghini, perché appunto hanno rifornito i premi per entrambe le gare, i primi 3 posti. Sai che mi diceva proprio Mara poc'anzi, perché sono andata a prendere il caffè da lei, che Tinti è fantastico, alle 7:30 della sera è capace di consegnarti anche non solo il condizionatore, la lavatrice, qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa, tu chiami, loro arrivano, sono straordinari. Questo anche è territorio e fare sistema sul territorio. Sì. E poi il ringraziamento più grande direi che è assolutamente alla CIA, perché ha fornito le pesche a chi si è iscritto alla gara di torte il weekend scorso, quindi grazie anche a loro. Ecco, allora adesso andiamo proprio allo stand della CIA, che è la grande protagonista della serata assieme alla pesca. Ricordiamo che qui c'è un museo dedicato alla frutticoltura, che è un museo insomma che dice la sua, anche perché contiene documenti veramente importanti. Sì, assolutamente. Massa Lombarda è il paese dove è nata la frutticoltura e i massesi e anche chi è impiantato qua ne è orgoglioso, e quindi è giusto che abbia il suo risalto, e anche il Museo della Frutticoltura è un importante punto di riferimento per il territorio. Allora, siamo con gli amici della CIA, una serata molto loro dedicata, una serata da loro sponsorizzata, anche sul palco Maria Pia Timo, che questo doppio brodo show piace a tutti, ma soprattutto è una serata dedicata alle pesche, pesche che sono state le grandi protagoniste anche delle torte che sono state realizzate. E quale fantasia, quale modo di esprimere il proprio legame alla terra da cui si proviene con le pesche, questo ottimo prodotto. L'annata purtroppo delle pesche non è partita nel migliore dei modi, il mercato è abbastanza pesante, questo si nota dalle altre aree produttive italiane e anche dalla situazione che c'è già in paesi europei come la Spagna. Ci auguriamo che nelle prossime settimane il mercato riesca a riprendere i consumi, visto anche il caldo che c'è negli ultimi giorni e visto anche il prodotto che è in questo territorio, e dobbiamo ricordarci che è uno dei migliori. Assolutamente il migliore, vogliamo proprio dirlo. Oltretutto ne parliamo con Salvatore Cacciatore, questo è il territorio anche della pesca col buco incavato, questa pesca molto particolare che è un po' anche, come la chiamo io, una pesca da passeggio se vogliamo. Sì, è la nostra, diciamo, l'origine del ceppo del buco incavato, che non è una pesca che viene in questo periodo, ma viene in produzione verso la fine d'agosto, l'ultima settimana d'agosto. Tipica, molto sugosa, molto buona. C'è un mercato molto pesante, siamo partiti già con il piede sbagliato, poi ci si mettono anche le altre varie colture, orticole, patate, cipolle, è molto pesante il mercato. Speriamo che ci sia una svolta nelle prossime settimane, altrimenti abbiamo ancora lacrime da piangere. Sì, sono prodotti comunque sia quasi a chilometro zero tutto, prodotti che hanno comunque sia una qualità, come dicevamo prima, molto buoni, hanno anche, diciamo, un rapporto con quella che è l'economia e con quella che è la manodopera che è di un certo tipo. Noi in questa regione è da anni che abbiamo una manodopera specializzata, è da anni che abbiamo formato anche persone che lavorano da noi, non cittadini italiani ma che si sono integrati, e che purtroppo se si perde questa parte di economia c'è anche un rischio sociale non di poco conto. Su questo c'è da aggiungere che purtroppo non è che non ci siano i soldi nel settore dell'ortofrutto, nel settore delle pesche, ma c'è un'inequa distribuzione all'interno della filiera, perché purtroppo nella filiera chi riesce a cubare la parte minore è l'agricoltore, e questo ha un impatto terribile sull'economia. Quale appello possiamo fare ai consumatori? Possiamo fare l'appello di riuscire a scegliere innanzitutto comunque sia
le botteghe che sono all'interno delle nostre città, o di stare attenti anche ai negozi che anche i nostri agricoltori o nei mercati agricoli in quello che stanno organizzando fanno, e di scegliere specialmente il prodotto italiano, che molto spesso è anche difficile da trovare all'interno del mercato. Si piangono lacrime in agricoltura, lacrime anche perché insomma c'è una grande siccità. Abbiamo anche il presidente del consorzio della Romagna occidentale. Per fare buone pesche occorre l'acqua e quindi anche è indispensabile, è uno dei fattori produttivi fondamentali. Dobbiamo infatti ricordare che oltre l'80% del Made in Italy è fortemente idroesigente, per cui l'acqua è un elemento fondamentale per fare delle buone produzioni vegetali e quindi in questo caso delle buone pesche. Purtroppo quest'anno la stagione non sta andando nel migliore dei modi sotto l'aspetto dell'approvvigionamento idrico. Noi proveniamo da un inverno e da un autunno molto siccitosi, infatti adesso siamo ad esempio ai livelli di pre-inverno di quest'autunno, le nostre falde sono scariche, anche se il nostro territorio della Romagna, provincia di Ravenna e buona parte della Romagna, è leggermente avvantaggiato rispetto a tutto il resto della regione. Anche la regione sta pensando di decretare lo stato di emergenza. Finché il CER continua ad avere la possibilità di approvvigionarsi da Po, noi continueremo a distribuire questa preziosa risorsa. Noi ad oggi siamo a un più 20% rispetto al consumo di anno scorso, e c'è da dire che siamo come effetto, come temperature e come consumi d'acqua un mese in anticipo, cioè questa situazione noi di solito la riscontravamo a metà luglio verso fine luglio, per cui c'è forte preoccupazione. Sono chiamati intorno a un tavolo tutti i soggetti portatori di interesse, come si dice, e per cercare di gestire al meglio questa preziosa risorsa. È tantissimi anni che con Massa collaboriamo all'interno di queste iniziative estive, per noi sono importantissime, uno perché riusciamo comunque sia a legarci al territorio, due riusciamo a pubblicizzare comunque sia i prodotti agricoli, e tre è sempre un grande piacere dare una mano alle comunità. Un buon divertimento per la serata, per lo spettacolo che stiamo offrendo ai nostri cittadini, e soprattutto mangiamo i nostri prodotti locali del nostro territorio e la nostra agricoltura per far crescere bene i nostri figli. Ma tu le mangi le pesche? Sì. Sono buone? Sì. La mia svora, la Tonina, queste cose le sa. La Tonina è l'archetipo della ruralità. Lei abita in una grande casa in mezzo ai filari del pollere della sua famiglia. Per raggiungerla si deve percorrere una stradina che corre alta come sospesa su un rivale di fiume. Stasera avremo 2 punti musica in 2 luoghi diversi di Massa Lombarda. Inaugurerà la mostra fotografica dentro la Sala del Carmine a cura del Circolo Fotografico, con le foto che ci sono state consegnate dai cittadini massesi dagli anni 69 indietro, e poi avremo fuori dal Carmine la Scuola d'Arte Mestieri Folli, che espone già i suoi quadri, sono già tutti là prontissimi, quadri e sculture, e poi direi chi mi manca? Che tutti i negozi sono aperti, ecco perché noi siamo proprio qui davanti al tuo negozio che stiamo realizzando l'intervista, perché sei un commerciante, sei la presidente, ma insomma qui si lavora, e tutte le sere invitiamo a venire il venerdì a Massa Lombarda perché i negozi sono aperti e vi aspettano tutti con le loro proposte commerciali. Esatto, noi ci siamo, vi aspettiamo. Venerdì prossimo serata dedicata alla danza. Avremo le allieve della scuola di danza e danza sul palco principale in piazza Matteotti. Avremo Fuera de Salsa vicino alla chiesa di San Salvatore, mentre avremo davanti alla chiesa di San Paolo Giorgio le Magiche Fruste.